Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi unboxing di Magic e un unboxing mostruoso. Non andiamo ad unboxare tutto perché certe cose me le voglio, diciamo, scartare da solo, però le due cose più cicciotte in realtà ce le spariamo insieme. Il box da 36 carte del Banditi di Crocevia Tonante e le 3 collector, mentre il pre-release pack e il bundle me le sbusto tranquillo, così almeno insomma mi godo anche qualcosa tra virgolette da solo, anche se la vera chicca è unboxare insieme. Ci sono anche due Planeswalker, due Oko ovviamente, uguali, perché mi devono dare la carica, perché voglio trovare Oko in versione alternative più l'Oko nuovo, quello che costa 4, meno forte dell'Oko, diciamo, di Eldraine, però comunque Oko è uno dei miei Planeswalker preferiti e quindi lo voglio. E soprattutto in versione alternative, vediamo se riusciamo almeno questo magari a non comprarlo. Grazie. Quindi raga, ci becchiamo tra pochi secondi per un unboxing a dir poco afrodisiaco. Eccoci qua ragazzi, pronti per sbustare. Abbiamo anche il tablet in caso di qualche pezzo importante, ma l'importante non è tanto trovare, anche perché carte costose, a parte forse quelle speciali, non ce ne sono molte, però c'è, diciamo, quelli che vogliamo di più sono, vabbè, il nuovo Jace Planeswalker. Sicuramente, vabbè, Oku nella versione alternative vecchia, che però non so se solo sui collector booster, non mi ricordo, vabbè, e l'Oku diciamo nuovo. Poi anche l'Hydra non mi fa schifo. Poi la carta che mi piace è Gisa. Vediamo. E Geralt anche mi piace. Poi Gitrog, che è una specie di rana. E tante altre. Vabbè, insomma, adesso sai che la versione di Willy il Coyote, vabbè, c'è tanta bella robina. Signori, partiamo. Primo pacchetto. Banditi di crocevia tonante. E si gode. La speranza di trovare belle cose comunque ce l'abbiamo. E si parte, aspetta che devo un attimo capire qua perché aspetta, la luce la sposto un attimino e andiamo. Sappiamo che andiamo un po' veloci con le carte, diciamo, comuni e non comuni. Qua abbiamo già Berraghi, il demolitore, e vediamo che abbiamo già la prima mitica. Ecco, questa è già una carta che volevo, assolutamente. Ogni volta la creatura equipaggiata infligge danno da combattimento mette un segnalino, rimuove un segnalino, stappa una terra bersaglio, una creatura bersaglio non può bloccare in questo turno, mette un segnalino più uno su una creatura equipaggiata, equipaggiare uno. Questa mi pare una bellissima carta. Aspetta un attimo, la devo anche dividere per colore, quindi già molto bene. Qua razzia spietata, quelle diciamo le ultime notizie, molto bella. Poi abbiamo Baccano demoniaco e la terra che entra tappata e infligge danno a un avversario, nuove terre doppie molto particolari. Ok, aspetta un attimo però, devo già mettermele via per colore, solo capire come fare per non metterci 30 anni, però perché sennò viene fuori un video di 87 anni. Ok, questa mitica la volevo e ce la mettiamo già. Questa è anche non dell'espansione perché devono fare due espansioni, insomma un casino comunque ragazzi, adesso non sto qua a spiegare, ma no, abbiamo fatto un casino con le espansioni. Ok, e la terra, molto bene. Il golem lo cazziamo qua. Secondo pacchetto ragazzi, secondo fottutissimo pacchetto. E andiamo un po' avanti con quelle comuni e non comuni. Ok, va bene, porca miseria. Ah, questa è la nuova meccanica frenesia dove tu paghi il costo di 1, poi più 1 su un artefatto, più 1 su un incantesimo, più 1 metti un segnalino più 1, sono carte nuove, ok. Poi abbiamo evocatore, carneficina impietosa, carro funebre abusivo. Esilia fino a 2 carte bersaglio da un unico cimitero. La forza e costituzione del carro funebre sono pari. Bella, a manovrare questa è veramente figa, eh? Benissimo. Legame mistico. Terra foil e terra full art e un disegno molto importante. Ok ragazzi, anche qua devo dire che sono soddisfatto.
però un attimo perché devo trovare un modo per dividerle velocemente, se no ci metto una vita, un secondo solo. Eccoci ragazzi, oh, comunque il gite perduto è sui 15 euro, quindi già una cartona, già una cartona molto molto importante. Andiamo veloci con queste, bianco, blu, nero, la facciamo dopo perché sennò ci metto troppo. Ok, vogliamo oco però, va bene. Qua ci limitiamo a vedere le carte. Ingaggio di Vrasca, bella. Atroce agonia, molto bene. Malcolm gli occhi, foil e rara, molto bene. E terra, foil. E qua abbiamo un'art, un'art bella, di un bel disegno verde. Vabbè, sarà un video un po' più lungo ragazzi, ma voglio anche godermela sinceramente, cioè, visto che insomma comunque non te li regalano, me la voglio anche godere, sinceramente. Ok, andiamo avanti. Intanto una bella carta è arrivata, che volevamo. Chiaramente le collector alla fine ragazzi, le collector ce le spariamo alla fine. Allora, vai. Qua c'è qualche carta forte ovviamente aggiornata, io non posso ricordarmele tutte. Magda, molto bene. Ok, terra. Elettrodominio, questa non me la ricordo, però infligge X danni a una qualsiasi bersaglio, può lanciare una magia con volare, non male. Ok, foil un po' così e terra. E pedina, il pedinone. Ok, mettiamo via tutto. No, perché sennò ragazzi ci metto una vita se non lo faccio mentre spacchetto. Non è cattiveria, ma poi devo ordinare tutto nei quaderni che ormai sono in fase di esplosione. Ok, vai. Poi andiamo un po' veloci con queste. Altra. Ah no, scusate, è rara. Avarizia. Bersaglio facile, una creatura contro bene più uno più uno, per la fine del turno, per danno palla forte. Ok. Minatore. E terra. E sì, questa è anche firmata molto molto bene. Le art firmate sono sempre tanta robina. Sto pensando che ormai ho invaso la mia casa di quaderni Magic. La situazione è un po' devastante. Andiamo avanti. Ragazzi, vogliamo Oco però, Vogliamo il signor Oco. Ah, questa è una di Willy il Coyote. Eh sì, manca l'altra che dai, penso la troveremo. Ok, Pegaso. Worm, a sonagli colossale, impatto selvaggio. Una penna più 2 fino alla fine del turno, lotta con una creatura bersaglio che non controlli. Bella. Ok. Terra e un tesoro. Ma signore l'appello, manca ancora il signor Rocco, signori. Manca il signor Rocco. Dove sei, signor Rocco? Non posso parlare forte, ragazzi, perché è tardino. Blu e vai. Andiamo avanti con lo spacchettamento. Che vogliamo altre carte da mettere sullo stand là delle carte.
Ok. Dai. Vedetta svincolata. Anello del loto, indistruttibile, creatura capacità di prendere più 3 e a cautela. Tappa, sacrifica questa creatura, aggiunge 3 mani di qualsiasi colore. Ah, bella questa, sembra un Black Lotus, diciamo. Infestazione parassitaria, va bene. E siamo già comunque alla terza, siamo già alla terza mitica, eh. Bello però, cioè, nel senso particolare sta carta. Tra virgolette fa quello che fa il Black Lotus, sì, in maniera leggermente diversa, ecco, ma però verde, 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 ok, boh, perfetto. Questa però, questa mitica qua mi piace perché comunque io guardo moltissimo anche il disegno. Vediamo se ha un piccolo valore. Comunque non è scarsissima come carta del loto. Vediamo. Perché non me la trovi? Vediamo se me la trova, se no a volte vaneggia. Per questa è dell'altra espansione. Vediamo un attimo. Guardiamo dopo, se no ci mettiamo 30 anni, però mi piace e la mettiamo qua. Boh, andiamo avanti. Che qua viene fuori il video più lungo della storia di Magic. Allora, vai, 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 vai. Andiamo veloci con queste. Ok. Ingaggio di Rakdos. Cattura di essenza. Neutralizza una magia creatura bersaglio. Scegli fino una creatura bersaglio controllo, metti +1/+1. Bella. Questa mi piace. Questa a me piace. Bella anche la terra. Molto molto bella. Tanta roba. Chiaramente io parlo per come giochiamo noi. Tra amici e tutto. Dopo è chiaro che per il competitive a me sinceramente interessa poco. Però a me piace questa carta. Comunque neutralizza una creatura, è vero, non tutto, e da un segnalino fa due cose. Quando una carta fa due cose è sempre cosa gradita. Però signori, manca il signor Oko, manca l'appello il signor Oko. Bella questa, tira piedi imprudente, attacco improvviso rapidità. Bella sta carta, per essere una comune. Ok, vai. Ah, questa, aspetta, ogni qualvolta il Newt infligge danno a combattimento a un giocatore, una carta istantanea stregoneria avversario nel tuo cimitero a flashback fino alla fine del turno e invece il costo invece è pari al suo costo di mana. Quella carta invece 0 fino alla fine del turno se il new è sellato. È una specie di Snapcaster Mage, tra virgolette. Castigo spietato. Usi una creatura attaccante bersaglio. Non male. Ninna nanna. Ma queste carte offre, ma non so se avete notato, cioè, sono tutte carte forti, anche sta il Goblin, rapidità, attacco improvviso 1-2, cioè, porca miseria, che carte. L'avevamo detto che questa era veramente un'espansione con i controls. Bene, bene. Altro che il maniero, Carlo, mamma mia, proprio non mi è piaciuta minimamente. Non mi è piaciuta per niente quella. Ho usato proprio le carte che mi piacevano e basta. Dai. Qua ci sono anche i deserti. E questo è il coyote, boh, trovati entrambi, godo. Ok. Lottatore della ferrovia. Mitica. Adesso vediamo se ha un Keri, ma non credo. Beh, l'altra mitica. Ionizzare. Neutralizza una magia bersaglio, infligge 2 danno al controllo di quella magia. Bella. Tanta roba questa, E deserto. E questa la mettiamo anche, visto che non abbiamo nessuna card così, tanto ne ho parecchi di
di robini per le carte. A me piacciono tutte queste carte, sono tutte carte che giocherò sicuramente, visto che dopo l'espansione di Assassin's Creed che uscirà a giugno-luglio ci sarà anche il video con l'aggiornamento Magic e ho un po' paura sinceramente, concedetemi un po' di paura. Ionizzare, adesso questa guardiamo un attimo, vediamo se la troviamo. Vediamo, non credo, cioè queste carte non so se hanno valore o meno, infatti niente, però è bella, mi piace, quindi fotte sega. Invece quella, ecco, il rinoceronte, siamo sui 6 euro, quindi insomma, ne ho visto di peggio, Vabbè, aspettiamo, dai, non portiamo sfiga. Per le ultime notizie aspettiamo una carta più cicciotta, magari proprio Oco. Speriamo, Oco così, ciao. Lacrime se esce, poi Oco così. Ok. Vai, 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 vai. Ok. Ok. Qua abbiamo la marchesa, bella. Stroncare la critica, 3 danni in qualsiasi bersaglio. Ok. Guarda un fallito e la terra, bella così. Molto interessante, qua art. Godo. Allora, bianco, blu. Bene, prima sono abbastanza soddisfatto, è chiaro che l'asticella Oco è decisiva, sappiamo che di solito le carte che voglio di più non le trovo mai, devo comprarmele, però vabbè, insomma, vedremo. Comunque questa è una terra con la foilatura diversa, mi sembra, non avrà valore, però bella. Io vi parlo di valori carte più che altro perché so che è una cosa che piace, a me non mi interessa molto, sinceramente. Cioè, non sono dispiaciuto se le trovo, ma non è la priorità. Ok. Bello, ecco questo per esempio non vale un cacchio, non la userà nessuno, ma è talmente bella che mi piace. Bella. Quando... Bene. Rest in peace, godo. Tornado di spin, bisogna catturare il bersaglio con volare, vabbè. Ingaggio di... questa è bella. Sì, insomma, questi sono i giocatori, il bersaglio scartano una carta. Ogni volta una carta leggendaria entra in campo di battaglia sotto controllo, un qualsiasi numero di giocatori. Il bersaglio mangia una carta per un punto vita. Bella questa, in un mazzo che ho anch'io posso giocarmela questa. Bella però rest in peace, bello. Questa è l'altra carta che volevo, dato ce ne sono talmente tante ragazzi che non mi ricordo quali ci sono. No. Bene, mi mancava, non ce l'ho neanche nella collezione. Carta storica del The Gathering. Godo. Molto bene. Anche questa merita assolutamente. Vediamo Riposo in pace versione così. Che bella. Bene, questa ci voleva. Altre mitiche, certo più troviamo mitica, peggio è da un punto di vista Oco chiaramente. No, non è questa però, tanto questa la mettiamo qua. Ok. Abbiamo trovato subito quella che vale di più, speriamo non sia l'unica, perché ripeto, Oco lo voglio. Allora, riposa in pace. Dovrebbe essere questa. Dovrebbe essere questa. Ma €1, va bene. Godiamo lo stesso. Mancano ancora tante carte. Ma un po' di tranquillità. Dai, fammi trovare Oco, cacchio. Noi vogliamo il signor Oco. Ok. Un ultimo lavoro. Repulsione. Fai tornare una carta avversaria, ma non il suo proprietario. Bello, dai. Te la godi. Ok, e ciao. Niente,
La carta che vuole il cume non arriva mai. La cosa è abbastanza bizzarra, purtroppo. E qua ci sono anche tante carte che entreranno nei quaderni nobili, nel senso i quaderni quelli che usiamo per giocare. Stavolta di palta ce n'è poca. Ok, vai. La chiave del cavò. Questa l'abbiamo già vista. Lazar, niente di che. Ecco, questo magari una bustina non proprio eccitante. Ok. Rosso, colore e terra. Ok. Dai. Crediamoci ragazzi, crediamoci. Può arrivare Oco. Altra mitica. Tante mitiche. Ah, questa è bella anche. Questa hanno detto che è bella. Entra in campo di battaglia, passa al senatore di Moni per trovare fino a 5 carte terra con nomi diversi. Esiliale, poi rimescola. Allora, in tutta fase finale sceglie una carta a caso esiliata con il villaggio da e mette sul campo di battaglia. Boh, carta meme. Ipotesi scottante. Bello strozzino, farà brutto squalo, te lo godi. E una bella arte. Tante mitiche ragazzi, tante mitiche. Quindi da un certo punto di vista molto bene. La cosa è molto, molto bella, ma manca la mitica che tutti noi vogliamo. Quello manca. Allora, blu, terra. Vai. Regalami il The Dream. Terra. Bella, questa serve sempre. Duellante mentale. Spacca cranio. Non possiamo dare i punti di vita in questo turno. Ok. Bandito. E terra. Il signor Oco non si vede. Poi stiamo trovando tante mitiche dell'espansione, cioè diciamo tra virgolette della seconda espansione. E queste terre mi servono, questo è importante. Spacca cranio, verde, e la terra. Che purtroppo sapete per la mia collezione mancano le specie, le shock, purtroppo ne ho qualcuna, ma poche, ma d'altronde non giocando competitivo non mi servono e costano comunque tanto e le terre sono chiaramente una cosa essenziale, ma a livello collezionistico è la cosa che mi piace un po' meno. Ok, dai, grande rapina, tormento diabolico, risulta un artefatto, una creatura, un planeswalker bersaglio. Non male, non male. Tocco letale, guarda che bella, e una terra. Oh, questa bella, bella, bella firmata. Molto bene. Le carte, diciamo, ultime notizie sono bellissime, tante, tante carte, proprio mi piacciono un casino. Ok. Manca ancora tanto più le collector. Io ho messo in esposizione le carte che mi piacciono di più a livello estetico soprattutto, e non per forza quelle che valgono di più o più forti. Lo squaletto, bellissimo. Dai, dai Oku, dai Oku. Sfinge. No, bellissima questa. Puoi guardare la prima carta del tuo grimorio in qualsiasi momento. La prima carta del tuo grimorio a tramare. Il costo di tramare è pari al suo costo di mana.
Puoi tramare carta non terra dalla cima del tuo grimorio. Calpestare il cavallo, se c'è una creatura bloccante al bersaglio, creature che hanno bloccante questa hanno travolgere, va bene. Mago della smorfia e terra. E un'alce. Attenzione, alce 3-3. Cosa ci ricorda l'alce 3-3? Il signor Oko, vuol dire che Oko c'è. Ragazzi, me lo sento, Oko è tra noi. Oko è tra noi. Questa alce 3-3 ha svegliato in me il sogno. Dai ragazzi, il sogno Oko. Vogliamo Oko. Regalateci Oko. Oko, Oko. Ok. Mentre tu non c'è carta, ok, già vista. Niente. Si fa attendere il signor Oko. Si fa attendere. Il signor Oko si fa attendere, purtroppo. Boh. Ne mancano ancora, però. Siamo un po' in sofferenza. Dai, dai. Un po' velocizzarsi perché sennò. Bella. Non so perché ci credevo. Vabbè. Iolene, foil e a terra. Una fottutissima terra. Tanto facciamo così perché sennò diventa troppo lunga, me le sposto. Le ultime me le sposto alla fine, sennò ragazzi ci mettiamo 30 anni. Vai. Vai, vai. Siamo già a 25 minuti. Dai Oko, dai Oko, dai Oko. Mitica. Però una mitica un po' così scagliare. Va bene. E ok. Bella questa. Peccato non ci sia la firma, ma molto bella. Un'altra mitica, ma una mitica che ci toglie uno slot importante per Oko, perché era una mitica del 7. Cioè non devo mai trovare le carte che voglio di più, cioè è pazzesco. Un altro giro, altra mitica. Se l'è lanciata in giro artefatto, bella, questa che è 4 però. Decimare e Vrasca, però foil, bella questa Vrasca foil così. Abbiamo un controllo a questa. Avere la terra e questa la controlliamo però. Non si sa mai. Allora. Costa 3 euro, cioè no, quant'è? No, è 6 euro così, vediamo con la foilatura. Foil, yes, you are. 9 euro, dai, 9 euro di carta, però comunque merita. Certo un'altra mitica manetta, madonna, stiamo trovando un casino di mitiche. Però la mitica più importante, comunque per me la più importante, me la fanno sudare. La troviamo nel Collector Booster in versione alternative, foil, gold foil, un pezzo unico. Vai. Altra, Kellan the Kid, bella, leggendaria, ma viaggio verso il nulla. Ah, bella questa. Questa bellissima, cioè nel senso mi piace tantissimo, è una carta che amo. Anche questa firmata, peccato. Molto bella. Un'altra mitica comunque, no? È sempre del 7. Forse Oko si allontana, chissà.
Il signor Rocco si allontana. Vai, Angelo Bue. Bella questa. Però io che colleziono angeli ci sta. Ci sta ragazzi, ci sta. Badmir, vai a fuoco, mignottone, scagliare. Oh, bella questa però, bella foil così. Bella, mi piace, mi piace, mi piace. Noi le carte così le apprezziamo. Non ne mancano tantissime. Dai, cacchio. Dai, un occhio, ultime notizie. Che c'è? Dovrebbe esserci. No, è una sculata. Mosse della Copidigia, sempre Sentiero di Resilio, bella. Bellissima, c'è Path Exile, bellissima, fatta così, godo, godo, godo. E ok. Voglio avere più, cioè, più ne ho meglio è, di carte giocate. Sono stracontento, perché dopo devo sbustare anche delle robe da solo, però che cazzo, per la ciliegina sulla torta, fatemi godere, fatemi godere. Terra questa mi serve, bersaglio facile, terra e una pecora ragazzi. Le pecore me le godo. Le pecorine e le pecore me le godo. Ok, vai vecchio, vai veloce, vai veloce. Muoversi tra i mondi. Cambia bersaglio di una magia bersaglio che ha un unico bersaglio. Perdi punti vita pari al valore. Custode. Terra. E un bell'uomo. Perfetto. Andiamo avanti. Ok. Investigatore ostile. Un avversario bersaglio scarta una carta, pensavo meglio. Questa. Distruggi tutte le carte controllate da un avversario bersaglio, pesca una carta per ogni creatura distrutta. 8 però. Diciamo che non costa proprio 2 euro. Niente, non riusciamo a tirare fuori dal cilindro il nostro... Anche Jace, cazzolina. Sorpresa. Sepolto... E neanche loco nuovo, ma proprio i Planeswalker non arrivano. Dai. Ci sono 2 Planeswalker, me ne fai trovare uno. Anche Jace è tanto figa. Dai, dai che arriva. Dai che arriva. Dai che arriva. Niente. Impatto selvaggio. E non arriva. Siamo verso la fine. Dai. Animus della polvere. Sfera di detenzione bella. Questa è assolutamente una carta che volevo. Ci sono le alci, ma non c'è Rocco. Dai, no. Tornado di spine. Dazio. Terra stupenda. Bue meraviglioso. Ragazzi, ho trovato il bue bersaglio. Ne mancano 3.
Non sono per niente dispiaciuto, anzi, ottime sbustate, tante robe che volevo. È chiaro che Oko la vedo duretta ormai. Luce, va bene, ci sta. Il granchio del Canyon. Ok. Ultime 3 chance da questo e poi il collector booster. E con quello ci giochiamo tutto, ovviamente, per Oko. Kambal, ritorno vendicativo, sul campo avversario una carta creatura bersaglio del tuo cimitero. Quando lo fai lotta fino a una creatura bersaglio. Padella d'oro. Ciao. C'ho tante mitiche perché rispetto al solito forse ne abbiamo trovate anche di più. Non c'è dubbio su questo. Però non ci sono le mitiche, cioè le due mitiche che vogliamo di più, Jace e Oko, non ci sono. Che sofferenza atroce. Dai. Niente, è un'altra mitica. Omicidio, bella, fatta così, carta che ho usato tantissimo. Niente. Ultima carta del box. Dai, cacchiolina, dai, alla fine. Il godimento alla fine. Il godimento Maximus alla fine. Dolcis in fondo. Olè. Luce, vabbè. Nulla da fare. Niente, niente, niente. Buono, raga. Adesso metto un attimo a posto due cose. Ci becchiamo per le 3 collector. Ok, ragazzi, apriamo le 3 collector. Vediamo se ci riusciamo ad avere il sogno finale. Il sogno, Oko. Allora, guardate che belle che sono. Loco Dream. Back for more. Dai, montagna fighissima. Niente. Niente. E niente. Una prima un po' così, però dovremmo aprire al contrario, forse abbiamo uno, due, le prime 3 sono forse le migliori. Una prima collector non propriamente bella. Vediamo. No, ho sbagliato, ecco, la solita pippata. Beh, bellissima, ma non è Oko, peccato, peccato. Ho sbagliato come un cazzo, un'altra mitica, non ci credo, 2 mitiche e su 2 neanche. Devo comprare, ho sbagliato anche il trick, scusate, che pippa che sono. Tesoro, Symphony, bella. Cioè, sono bellissime, ma niente da fare. Ho ancora 2 che mi aprirò, adesso mi apro da solo, poi faccio vedere cosa adesso, proprio cosa di bello. Però, sfortunati. Dai, un bel oco qua, niente, niente. Il porco non arriva, ragazzi. Abbiamo proprio una sfiga, però. Qua, quelle che voglio non le trovo mai. Niente. Peccato, ragazzi. Allora adesso ci vediamo dopo, alla fine di tutto, e vediamo se nel bundle o nel pre-release sono riuscito a beccare il signor Oko. Raga, finiamo lo spacchettamento con una bombona, purtroppo Planeswalker, niente da fare. Comunque abbiamo trovato, tra le altre,
Le line binding o binding, lasciavo la scelta, che ha anche un valore di 15 euro. Carte che mi mancava e che volevo, molto bene. Queste sui 10 euro. Transmutation font. Questa non vale tanto, però è una carta strausata che uso tantissimo. Abrupt Decay, in un inglese perfetto. E ragazzi, il bombone da quasi 50 euro. Non serve aggiungere altro. Storia di Magic. Però preferivo Oco che vale molto meno, perché io sono un porco. Ah, aspetta, e poi questa, scusate. La promo foil, vabbè, così, non vale un cazzo, ma è bella. Raga, sotto il comune veneziano, spacchettamento secondo me iper positivo con un cartone bomba. Peccato per i Planeswalker, ma arriveranno acquistati dal Cube. Ciao!